La Sicilia è terra di accoglienza e terra di legalità, ce l'hanno insegnato i cittadini lampedusani quando a mani nude, e mentre i governi si giravano dall'altro lato, hanno iniziato ad accogliere i fratelli frontalieri del Mediterraneo che venivano dal Maghreb. Grazie al sostegno del Ministero del Lavoro, il cui dirigente generale è oggi presente con noi, e della Commissione europea, abbiamo organizzato aree di inclusione sociale, di accoglienza, di tutela e di protezione nei confronti dei fenomeni del caporalato, che sono un esempio che dimostra all'Europa che accogliere si può. Stiamo lavorando da alcuni anni ormai insieme alla Regione Siciliana e alle altre regioni del Mezzogiorno con un impegno molto forte a livello nazionale sul contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato, che ovviamente non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda in larga parte cittadini stranieri, quasi sempre regolari, quindi non si tratta di persone irregolarmente soggiornanti e tuttavia sono vittime di forme di lavoro non dignitose e costretti a vivere in condizioni molto degradate. Ma è importante incontrare anche gli studenti, i ragazzi, come facciamo qui questa mattina, perché lo sfruttamento e il caporalato, le istituzioni da sole non sono in grado di sconfiggerlo. C'è bisogno anche di consapevolezza, di partecipazione da parte della cittadinanza tutta. Quando anche orientiamo i nostri acquisti dobbiamo essere consapevoli che se paghiamo un prodotto agricolo molto poco, troppo poco, il prezzo che non paghiamo noi lo paga qualcun altro e spesso lo paga sulla propria pelle.